Solidarietà tangibile del Centro Guttuso, 15 giorni di colonia estiva per gli ospiti profughi dall'Ucraina. 15 giorni che spero siano veramente di gioia, di rilassatezza, praticamente che faccia almeno per un certo qual modo dimenticare quello che stanno passando. Io devo dire che oggi sono felice e doppiamente commossa perché vedo che il Centro Guttuso, di cui mi onoro essere la presidente, realizza veramente quello che è il suo obiettivo: regalare sorrisi, dare pace, parlare di pace, di legalità e soprattutto di amore. Amore per chi ha bisogno. Come si snoderà questa colonia estiva per gli ospiti? Ogni giorno, perché siamo coadiuvati e supportati in tutto e per tutto dalla Croce Rossa, il pulmino della Croce Rossa preleverà dal collegio di Favara, dal collegio Boccone del Povero di Favara, i ragazzi e le mamme e verranno al Lido Milonga per passare una giornata bellissima con tutti gli aiuti possibili, tutto quello di cui hanno bisogno, non solo il mangiare, ma avranno giochi, avranno divertimento, supporto psicologico da personale specializzato. Cercheremo di dare veramente con tutto il cuore tutto. La Croce Rossa Italiana, delegazione di Agrigento, presente in questa bella iniziativa che fa sì che i profughi ucraini possano dimenticare almeno per 15 giorni gli orrori della guerra e godersi questo bel mare siciliano. Abbiamo accolto subito l'invito della Presidente del Centro Culturale Guttuso per partecipare a questi 15 giorni. Noi questi ragazzi li abbiamo ricevuti, li abbiamo accolti quando sono arrivati a Favara e ora speriamo che in questi giorni si possano veramente rilassare e tranquillizzare e, tra virgolette, in queste ore di dimenticare quello che sta succedendo nel loro paese. Qual è il compito della Croce Rossa in questo specifico momento? È un supporto, cercare di giocare, divertirsi e di non occuparci ovviamente del sanitario, perché se no non è una cosa bella e piacevole. Io abito a Favara e io sono molto felice perché io amo il mare e grazie per tutti, per il centro, per questa possibilità, per andare noi tutti a mare. Grazie mille. Arina Yendiuk. Mia famiglia, mamma è in Italia con me e papà in Ucraina perché uomini non posso uscire dall'Ucraina. Sì, ogni giorno. Sì. Che ti dice? Che io non ho parole in italiano. Io amo